Se non ci fossero difficoltà non ci sarebbe successo, se non ci fosse nulla per cui lottare non ci sarebbe nulla da conquistare. Ben trovati, oggi vi parla Giuliano Cosaro dalla Belbote Arena di Tombolo, finale regionale Under 15, calcio 5, la sfida è tra il Mestre Fenice e Marca Futsal Montebelluna. Siamo nella bellissima arena del Belbote di Tombolo, sentite il frastuono attorno a me, a destra tutti i tifosi di Fede Mestrina, a sinistra invece la Marca Futsal. Eccoli qui i nostri ragazzi Under 15, gli arbitri sono i signori Pietro Ferro di Verona e Stefano Marconi di Verona, due arbitri di assoluta eccellenza. Le due squadre si salutano, alla destra dei vostri teleschermi la squadra proveniente da Montebelluna in tenuta bianco-azzurra, pantaloncino bianco, portieri completamente gialli. A sinistra invece una inconsueta tenuta di gioco per il Mestre Fenice, questa bellissima maglia rosa, calzoncino rosa, pantaloncini neri, completamente black invece sono i portieri. Leggiamo quelle che sono le distinte di gara agli ordini di mister Campaniera. Mestre Fenice: 1 Ballerini, 2 Iannino, 3 Granzo, 4 Sbroge, 5 Fattore, 6 Chiapolin, 7 Ombarane, 8 Pecchin, 9 Cannavina, 10 Corbetta, 11 Daddio e 12 Ceolin. Risponde il Mestre Fenice di mister Selimi Semin. Numero 1 Libralato, 2 Carlesso, 3 Torresan, 4 Rebellato, 5 De Faberi, 7 Pantò, 8 Semenzin, 9 Facchina, 10 Ridolo di Caso, Livotto, 11 Sciami, 12 Rigo e 13 Cesco. Benvenuti a questa finale nella bellissima Belbote Arena. Le due squadre arrivano dalla vittoria in semifinale. Il Mestre Fenice ha schiantato 4-1 gli scudettati del Bissuola, mentre il Marca Futsal ha giocato con l'Atletico Vicentino, vittoria per 8-2. Si è distinto Iannino alla prima doppietta stagionale per il Mestre Fenice, invece per la Marca Futsal ben 4 le reti di De Favre in semifinale. Le due squadre si sono affrontate anche nel girone elite del campionato Under 15, una vittoria per parte, 3-2 a Mestre per il Mestre Fenice, risposta della Marca in casa sempre 3-2. In regia con me oggi il nostro carissimo Andrea Di Giambattista, ha organizzato tutto alla perfezione. Raccolgo le redini del mio ispiratore e maestro Stefano Testoni, oggi impegnato a favore della famiglia, pronti a raccontare questa partita. Due squadre che arrivano da un percorso pressoché perfetto, 41 i punti nel campionato elite per la Mestre Fenice con marcatore Osmane, 13 punti il miglior marcatore. Terzo posto invece per la Marca Futsal, dove le reti sono 20 e sono quelle di Torresan. Già pronta la Fenice alla sinistra dei nostri schermi, mentre minuto di unione di gruppo per la Marca Futsal. A sinistra appunto attaccherà la Mestre Fenice in tenuta rosa-nero, a contrasto il portiere in total black. Si prepara anche in campo il quintetto base della Marca Futsal Montebelluna. La prima palla è sui piedi della Marca. Si partirà perciò da sinistra verso destra dei nostri teleschermi. Tutto pronto, dicono gli arbitri, possiamo partire. Partiti! Ecco la finale dell'Under 15. Parte subito la Marca, si accentrano, palla a Olivotto che apre su Torresan, si riparte con De Faveri, in campo anche Carlesso, palla su Carlesso, Carlesso su Torresan, De Faveri, Carlesso viene bloccato da Omrane, grande protagonista della partita di ieri. Mestre Fenice allenata da Davide Campanier, in panchina c'è anche il guru Gablandi. Palla della Marca, la Marca apre su Carlesso, subito a cercare Torresan, i due non si capiscono. Olivotto centrale difensivo, Carlesso, Torresan e De Faveri. In avanti subito il Mestre alla ricerca di Omrane, capitano di giornata. Rimessa laterale per
la Marca. Si presenta molto alta in campo la Mestre Fenice, vuole subito far capire qual è la situazione. Il gioco è una zona mista, ad aprire della Marca, palla che prova recuperata da Omrane al centro del campo, si porta avanti, viene bloccato dalla retaguardia del Mestre Fenice che riparte subito Granzo su Corbetta. Granzo di nuovo prova ad accelerare la Fenice, ma risponde colpo su colpo la Marca. La rimessa laterale però sarà per Chiapolin. Si alza Omrane, palla su Granzo che gioca subito su Omrane su Granzo di nuovo. Sornione Chiapolino sul secondo palo, Granzo, la palla è troppo lunga e si riparte con una rimessa dal fondo da parte di Rigo lancia lungo, ma la retroguardia della Mestre si riprende subito il pallone, passa tutto dai piedi di Omrane che viene contrastato da Torresan, quindi nuova rimessa laterale dai piedi di Chiapolin. Riparte il Mestre Fenice, Corbetta, Granzo, Chiapolin, Granzo, centrale difensivo, viene attaccato ma la palla viene ripresa dal Marca Futsal, poi c'è un contrasto e la botta da distante di Olivotto. Rivediamo la piccola regia di Andrea Di Giambattista. Olivotto alla ricerca del 7. Ritorniamo in cronaca. Omrane, spalla alla porta, Omrane si allunga, palla che attraversa il centro dell'area di rigore, difesa da Rigo. Omrane un po' si sbraccia, si aspettava un impatto dal compagno a rimorchio che non c'è stato. Riparte quindi la Marca in avanti con Carlesso, si riparte dal capitano De Favari, palla sui piedi di Olivotto, Torresan, Olivotto nuovamente, Olivotto su Carlesso si accentra, però Omrane capisce tutto, riparte il Mestre Fenice, c'è un po' di confusione, palla di nuovo sulla Marca, stop tra il numero 3, Torresan cerca il tiro, Granzo ci mette il corpo, quindi è una nuova rimessa laterale, ma stavolta dai piedi della Marca Futsal. Partita molto interessante sulla carta, schema di rimessa laterale, però si pensa alla difesa del Mestre. Omrane attacca, palla che rimane in mezzo, il Mestre Fenice sistema tutto e riparte con Granzo. Mestre Fenice che si distende sul bellissimo tappeto della Bel Bottega Arena. Rigo fa sua una palla, si riparte subito con la Marca, ma la palla esce e quindi è una nuova rimessa laterale. Cambia il lato del campo, le due squadre cercano di portarsi in avanti, c'è uno studio tra le due e le occasioni possiamo dire che sono 1-1 in questo momento. Mestre Fenice però in avanti, si gira, attenzione, vantaggio del Mestre Fenice con Chiapolin, prima rete di questa finale, il vantaggio è del Mestre Fenice con il numero 6 Chiapolin, riceve palla, la trattiene, si gira e scaraventa una botta dove Rigo non può fare nulla, si dispera l'estremo difensore Cotagliello oggi, ma c'era veramente poco da fare su questa gran conclusione di Chiapolin che al quinto minuto porta in vantaggio il Mestre Fenice. Scalino leggermente in salita per il Marca Futsal di Mister Semin, c'è ancora molto da giocare in ogni caso e la partita è appena iniziata. Ricordiamo che i minuti saranno 25 per tempo, in avanti subito la Marca, ma si srotola nuovamente la Fenice con Corbetta, il passaggio però è troppo lungo
per l'autore del gol, Chiapolin. Vi racconto anche un po' quello che succede negli spalti, un pubblico davvero festante da ambre le parti. Ovviamente è molto più festante quello di Marca Mestre Fenice rispetto a quello della Marca Futsal, però è davvero un bellissimo spettacolo. Marca Futsal, palla su Carlesso su De Faveri apre di nuovo su Carlesso che si era allungato, riparte però il Mestre Fenice con Corbetta su Omrane, posizione di centrale per lui, palla su Iannino, autore di una bellissima doppietta ieri che ha trascinato i rosanero per la vittoria sul Bissuola. Quasi un po' complicato della partita, ovviamente la Marca cerca di arrivare a un pareggio, ma trova di fronte a sé un muro davvero importante che è quello del Mestre Fenice. Squadra davvero ordinata, però quella di Selimi Semin, molto ben messa in campo, un'ottima idea di futsal. Olivotto, De Faveri, Torresan viene bloccato da Iannino e la palla è sul laterale per la Marca. Un nuovo schema, stavolta è Iannino che ci mette il piede. In avanti la Marca alla ricerca del pareggio, un nuovo schema sulla rimessa laterale, la ricerca di un buco che però non si trova, quindi Iannino riparte in contropiede, ma Carlesso salva tutto e è una nuova rimessa laterale a favore del Mestre Fenice. Iannino, Corbetta, Iannino su Omrane, sul lato il capitano di giornata con il numero 7. Mestre Fenice con palla su Corbetta. Attenzione, c'è un momento un po' di difficoltà dove la palla rimane in mezzo all'area, vediamolo qui. Corbetta si trova con la palla dopo il Chiapolin di nuovo, ma Rigo risponde presente. 8 minuti e 35 sul tabellino che potete verificare sul vostro teleschermo. Avanti Mestre Fenice al minuto 5 con Chiapolin. Omrane, Iannino, è entrato anche Chechin gioca su Omrane si gira alla ricerca del compagno di riporto, ma Chiapolin non ci arriva, quindi è una rimessa dal fondo. Si riparte dalle mani di Rigo. Facchin ne è entrato, De Faveri, Olivotto, Torresan, Olivotto, De Faveri viene contrastato. De Faveri che apre su Facchin, De Faveri nuovamente, Olivotto, De Faveri non trova spazio la Marca sulla intricata tela tesa da mister Campanier, difende molto bene a zona il Mestre Fenice. Deve rifugiarsi De Faveri su Olivotto, cerca spazio la formazione di mister Selimi. Eccolo, forse lo spazio è trovato ed eccolo qui il minimo errore della difesa mestrina regala al minuto 10 e 12 il pareggio di Torresan. Grandissima palla di De Faveri e come un falco Torresan pareggia i conti 1-1. Bellissima partita dopo 10 minuti di gioco. Si riparte col Mestre Fenice. Iannino, Omrane staccanovista, tiene palla di nuovo Iannino, autore di una bellissima doppietta ieri con Bissuola. Ora però è il Mestre la Marca che è assolutamente galvanizzata da questo pareggio. Olivotto che apre, è una gran conclusione quella di Facchin, dove Ballerini risponde presente in uscita. Grandissima la parata di Ballerini, occasionissima di passare in vantaggio per la Marca.
marca con De Faveri, non si capisce con Facchino, quindi si ripartirà dalle mani di Ballerini. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti gli spettatori che hanno deciso di sceglierci per vedere questa partita. Ovviamente la Belbote Arena è grandissima, ma anche il divano di casa certe volte può dare un po' di piacere sul futsal. Ottima l'organizzazione della LND Veneto, capitanata dal nostro capitano Michele Di Giambattista e da tutti i suoi collaboratori. Marca De Faveri, Olivotto, Pecchiere recupera la palla, nuova apertura su Omrane e Cannavina. Finora zero i falli, non c'è stato molto lavoro per i due arbitri provenienti da Verona. Una bella partita, una bella finale assolutamente corretta fino a questo momento. 1-1 la situazione del punteggio. De Faveri che gioca la sua palla su Cesco, poi c'è però la palla su Omrane capisce tutto in fase di disimpegno della marca e tutto solo al centro dell'area scaraventa il pallone a piedi palo. Bellissima occasione del Mestre Fenice, c'è un lampo nella tela intessuta fin qui dalla marca, galvanizzata dalla rete del pareggio a distanza di 5 minuti dal vantaggio messo a segno dal Mestre Fenice, che adesso ha la palla con Checchin, Iannino, un altro staccanovista, Omrane su Iannino, apre tutto su Checchin che anticipa Rigo, che però mette tutto se stesso, la palla perciò esce. De Faveri che arriva alla ricerca del suo numero 9, capisce tutto Iannino, riparte quindi il Mestre Fenici con Cannavina, però la palla viene recuperata dalla marca. Olivotto gioca su Fachin, Cesco, Olivotto apre nuovamente alla ricerca di De Faveri, i due non si capiscono, c'è anche un cambio per la marca, esce Fachin e rientra Carlesso, nuovo lancio lungo alla ricerca di Omrane, ma Olivotto ci mette la testa, quindi corner per il Mestre Fenice, pronto subito uno schema, ma ci mette il corpo Carlesso, quindi è una però la palla viene sporcata anche da Omrane per il signor Marconi, è rimessa laterale, marca. Minuto 14, Rigo alla ricerca di Cesco che si gira, poi Iannino recupera palla, Omrane apre su Checchin, Iannino, in campo anche Cannavina sul lato, Checchin di nuovo su Omrane, grande Checchin, apre tutto, ma ci mette Carlesso il piede, Omrane perciò si accentra alla ricerca di una conclusione che non arriva, Iannino pronto, tira sull'esterno della rete, Rigo recupera palla, non perde tempo l'estremo difensore della marca, la palla viene messa giù magistralmente da Cesco, De Faveri, Olivotto ora con il numero 10 oggi, De Faveri si accentra, viene contrastato da Iannino, poi si mette di mezzo anche Cannavina e la rimessa dal fondo è dalle mani di Ballerini, che riparte però da Iannino, Chiapolin, Iannino, Mestre Fenice alla ricerca di uno spazio, Checchin dalla destra alla ricerca di superare Olivotto che ci mette il corpo e nuovamente Olivotto per l'arbitro è rimessa Mestre Fenice, c'è stato un tocco di Checchin. Torresan bissa i 2 gol messi a segno ieri con la rete del pareggio di oggi. 1-1 qui alla Belbote Arena di Tombolo, fuori c'è un tempo abbastanza bigio, dentro è rovente il clima per le due squadre che sono alla ricerca del titolo regionale Under 15.
entrambe le squadre inserite nel girone Elite Under 15. Prima classificata il Mestre Fenice, terzo posto invece per la Marca, ma si azzera tutto quando si tratta di finale. Chiapolin, Iannino che apre la ricerca di Chiapolin viene contrastato da Olivotto, poi Cesco, Chechin però alla meglio, viene bloccato da Carlesso. Iannino, rimaniamo sulla metacampo della Marca, apertura su Chechin in posizione di pivot, bellissima la scolata ma non si comprende con Cannavina, quindi riparte la Marca, bellissimo lancio di Olivotto. De Faveri, nuovamente palla su De Faveri, la palla però viene recuperata da Cannavina, quindi Iannino che si distende ma recupera spazio tutta la difesa della Marca Futsal. Attenzione in avanti le Mestre, ma adesso c'è un contropiede dove Olivotto decide di aspettare, apre su Carlesso, Cesco, De Faveri, Olivotto, Carlesso viene contrastato nella posizione di zona Olivotto e De Faveri. Olivotto, bellissimo il gioco che da 3 passa a 4 della Marca Futsal. Carlesso viene contrastato da Chiapolin, si tratta di un gioco un po' sostenuto per l'arbitro, non c'è assolutamente l'estremo per il fallo. Iannino, riparte il Mestre Fenice di Mister Davide Campanier con il suo consueto cappellino black. Riparte la Marca con Torresan, viene messo giù da Chechin e qui c'è un fallo, attenzione, 2-1, il vantaggio è del Mestre Fenice, cerchiamo di rivederlo dal replay, viene dato un vantaggio, vediamo Chechin che apre su Chiapolin, la palla viene messa dentro da Cannavina per il 2-1, facciamo un po' di ordine, doveva esserci un fallo che però non viene concesso per la norma del vantaggio che esiste anche nel calcio 5, va avanti, quindi il Mestre Fenice, i due arbitri si sono guardati, hanno lasciato correre e quindi giusta poi la situazione di vantaggio che ha portato alla rete del Mestre Fenice. 2-1, festante la parte destra del nostro palazzetto, un po' meno quella della Marca, la nostra sinistra. 2-1 perciò il risultato. Quinto minuto e 18° minuto, Chiapolin e Cannavina, inframezzato al 10° da Torresan. Partita assolutamente rovente dove il Mestre sembra aver messo la freccia con Chechin che ha assolutamente alzato il ritmo di gioco dei rosanero. Chiapolin, Cannavina, riparte però la Marca, di nuovo palla su Cannavina, c'è un contrasto con Torresan. Per gli arbitri sembra esserci solo una rimessa laterale, nulla più, anche se appunto, scusate, era Carlesso, anche se lo scambio di opinioni tra Carlesso e Cannavina poteva risultare ai più falloso. Anzi, è stato fischiato il fallo, chiedo scusa. Terzo fallo. C'è un piccolo problema sul nostro tabellone luminoso, i falli sono 2-1. Vediamo un po' il Mestre Fenice, gran botta di Chiapolin, Rigo si supera, una parata che sembrava facile ma non lo è per nulla, noi portieri lo sappiamo benissimo. Grande risposta di Rigo, viene chiesto il time out dalla Marca Futsal, ci prendiamo un minuto per bere un bicchiere d'acqua e ci rivediamo tra pochissimo.
cronaca la catechesi di mister Selimi Semin, l'abbiamo visto dare indicazioni ai suoi ragazzi. La rimessa di partenza è quello del Marca, ci voleva però il fischio, diceva, sentivamo dire l'arbitro Marconi. Si riparte, perciò la rimessa è quella della Marca Futsal. Olivotto è entrato e abbiamo anche Carlesso De Faveri, e là davanti vediamo un po' se riusciamo a comprendere, è il numero 3 Torresana, l'autore del gol, che viene bloccato dall'altro numero 3 Carlesso. Un minuto di time out richiesto dalla Marca per provare a riprendere in mano le redini della partita. Quando in vantaggio c'è il Mestre Fenice di mister Davide Campanier. Corbetta, la palla è su Chechin che rimane in campo, sporca la conclusione su Olivotto. Per gli arbitri dapprima la rimessa era dal fondo, ma in effetti si tratta di corner a favore dei rosanero provenienti da Mestre. Vediamo in panchina anche mister Landi, si è alzato per verificare questo piccolo malinteso. Corner a favore del Mestre Fenice, Chiapolin si ingambara, come si suol dire, la posizione era molto interessante, Chechin mette tutto il suo fisico, poi viene contrastato e nella ripartenza di Torresana viene fischiato il fallo però viene concesso. Vediamo, c'è un primo contrasto su Chechin, poi Chechin tira la maglia a Torresana, per gli arbitri fa fede il primo fallo, quindi il fallo è della Marca. Riparte il Mestre Fenice alla ricerca del terzo gol. Vediamo Chiapolin viene bloccato da De Faveri, la rimessa dal fondo è quella di Rigo che gioca su Olivotto. In campo anche Facchin, De Faveri e Torresan, la squadra ridisegnata da mister Selimi Semin. Eccolo Torresan, l'autore del gol, recupera quella che è una rimessa laterale che sarà appunto bianca-azzurra della Marca Futsal. Questo bellissimo completo che riprende i colori del Monte Futsal Montebelluna, poi il passaggio al nome Marca, il glorioso nome della squadra di Montebelluna. Completo, come abbiamo detto, inconsueto, quello invece della Mestre Fenice. Eravamo abituati a un arancione sgargiante, invece il colore predominante oggi è rosa nero e il total black di Ballerini. 24esimo minuto di gioco sul tabellino, in avanti il Mestre Fenice, ma c'è il blocco da parte di Torresan di nuovo, la palla però arriva a Chechin, bloccato Chiapolin da Facchin, riparte perciò il Mestre Fenice, palla su Corbetta, nuovamente il Mestre Chechin, vediamo Chechin si distende con il numero 8, viene poi contrastato da Torresan e c'è un minuto di recupero, lo segniamo, parte adesso, segnalato dagli arbitri Ferro e Marconi. Rimessa laterale a favore del Mestre Fenice, battuta veramente male dalla squadra rosanero, quindi il cambio palla è a favore della Marca. De Faveri, Olivotto con il numero 10, De Faveri. Vediamo un po' che succede in questo ultimo minuto. C'è un contrasto con Chechin e la palla viene lasciata correre, probabilmente c'è un vantaggio a favore del Mestre Fenice. Gli arbitri decidono di lasciare correre e basta in questo minuto. Quasi finito il minuto che è stato concesso dai ragazzi in tenuta nero-celeste. Vediamo tra poco probabilmente il fischio di metà tempo, rimessa laterale però per la Marca, c'è ancora un possibile assalto per i ragazzi di Montebelluna. Vediamo un po', gran botta
al centro area che però viene bloccata, e poi Olivotto viene bloccato da Chichin. Non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo della finale regionale Under 15. Ricordiamo le reti, Mestre in vantaggio con Chiapolin, risponde Torresan e vantaggio di Cannavina. Ci prendiamo un quarto d'ora di tempo per vedere se al bar c'è una birra, altrimenti dovremo accontentarci dell'acqua. Ci vediamo tra 15 minuti, a dopo.
bentornati, Bel Bottega Arena, finale regionale, titolo Under 15 Calcio 5 Veneto. Siamo sempre in diretta con la magnifica regia di Andrea Di Giambattista, pagina YouTube LND Veneto, collaborazione con Rob Lotz, Futsal Veneto, secondo tempo della gara tra Mestre Fenice e Marca Futsal. Chi vince si porta a casa il titolo regionale. Si riparte perciò, la palla stavolta è sui piedi del Mestre Fenice, in vantaggio dopo il primo tempo grazie alle reti di Chiapolina e Cannavina che hanno vanificato la rete del pareggio di Torresan. Marca Futsal in campo con De Faveri in posizione di centrale che apre su Olivotto. In campo anche Torresan, adesso De Faveri che si allunga, ci mette il piedone, Ballerini, c'è un contrasto poi con Cesco, per gli arbitri non c'è nulla, riparte il Mestre Fenice e nuova palla su Rigo. Pensavamo di iniziare un secondo tempo probabilmente con dei ritmi un po' più calmierati, non è assolutamente così, cari telespettatori. Entrambe le squadre hanno voglia di vincere, questo vantaggio Mestre Fenice è solamente sulla carta, le due squadre hanno assolutamente voglia di portare a casa questo prestigioso titolo. Marca Olivotto, De Faveri, Torresan, Olivotto che apre su Cesco, di nuovo Olivotto che gioca su Torresan si gira, poi Cesco viene contrastato da Corbetta che col nervo recupera, poi Omran è rientrato in campo, qui c'è un contrasto dove Omran è alla peggio e riparte subito il Mestre Fenice, recupera palla però De Faveri viene contrastato da Chiapolin, la rimessa laterale è per il Mestre Fenice. Vediamo il contrasto dove Omran ha avuto la peggio, per gli arbitri è primo fallo Marca Futsal. Torresan ha spazio, De Faveri tiene la palla in campo, la palla esce, attenzione Corbetta per terra, viene subito richiesto l'ausilio del personale medico per il signor Ferro di Verona. Cogliamo anche l'occasione per fare un plauso a entrambe le società, si tratta di una categoria molto interessante, quella dell'Under 15, perché si tratta dei giocatori di domani se non quelli di oggi, e vedere due società molto blasonate come la Marca e come il Mestre Fenice investire sull'educazione sia sportiva e diciamo anche di educazione delle due squadre è assolutamente importante, quindi i nostri complimenti. Corbetta purtroppo deve abbandonare il campo, quindi rientra Chechin, Omran riceve palla, apre su Chechin, poi Cesco non fa sconti e mette in rimessa laterale. Sarà Chechin a occuparsene, si sposta Granzo, Omran è pronto, gran botta, poi ci mette tutto Cesco, riparte De Faveri, le finte contro finte, Granzo lo accompagna in rimessa laterale. Qui c'è lo schema anche di Olivotto, poi recupera palla di nuovo la Marca, grandissima la botta di Torresan, Ballerini ci mette le manone, palla che viene rilanciata su Chechin, però la palla viene recuperata, nuovamente Chechin la rirecupera e poi c'è un contrasto, ma Chechin ha la meglio, però la palla messa in campo è quella del numero 6 Chiapolin, terza rete del Mestre Fenice che mette la freccia, eccolo qui il play, fa tutto Chechin, non resta che appoggiare la palla, Chiapolin. 3-1 Mestre Fenice, freccia messa dai mestrini, Coppa che
si avvicina, se non in inizio di tempo, a Mestre, ma la Marca Futsal ha tutto il tempo per recuperare, anche perché la partita è assolutamente alla pari e si apriranno assolutamente vari spazi, però gli spazi per adesso sono quelli del Mestre Fenice con Omrane, Olivotto ci mette il piedone, Chechin, Granto e poi Cesco, ma la rimessa è nuovamente per la Mestre Fenice che vuole accelerare, vuole mettere al sicuro il risultato. Marca Futsal che però non ci sta assolutamente, qui gran botta di Chechin, ci mette Rigo il tutto e attenzione, c'è la palla che batte sulla traversa, poi Rigo si salva, Cesco e Olivotto, De Faveri, ora Cesco viene contrastato da Omrane, De Faveri, Olivotto, De Faveri, Olivotto, giocata a superare Granz, poi Olivotto nuovamente, gioca palla su Cesco, Olivotto che va alla ricerca di Torresan si gira, supera anche Chiappolina con il tiro però è fuori, quindi si riparte con Ballerini, eccola qui la bella conclusione in girata di Torresan, la palla però non ha l'effetto sperato, quindi si riparte con Omrane, Chechin, rientrato anche Chiapolin, Granzo, Omrane di nuovo che, attenzione, qui c'è un testa a coda tra Torresan e Rigo che si salva, viene fischiato un fallo alla Mestre Fenice, riparte subito quindi la Marca con Olivotto, eccolo qui il contrasto di Omrane che mette giù Cesco. Rimessa laterale a favore della Marca, partita assolutamente aperta, la Marca ha tutto il tempo per recuperare, il Mestre Fenice però ha assolutamente voglia di portare a casa l'ennesimo titolo della stagione. Gran botta qui di Olivotto, la palla è però fuori misura. Ricordiamo la grande vittoria del Mestre Fenice con la sua squadra in Serie C2, la prima squadra alla ricerca del titolo nazionale, davvero la parte del leone per i ragazzi che partono poi dai pensieri di mister Landi, di tutto il pensiero del Mestre Fenice. Marca Futsal che però sta costruendo davvero bene all'interno del settore giovanile, vuole assolutamente migliorare e questa è una buona occasione. Il risultato è 3-1 per la Fenice, c'è ancora molto da giocare, però Olivotto, palla fuori misura, viene però toccata da Granz, quindi è la Marca che riparte con De Faveri, in campo anche Facchin, Olivotto, Facchin, Olivotto apre su Torresan che però viene distratto da Chechin riparte, qui c'è un contrasto fuori misura ma per gli arbitri è solamente rimessa laterale Mestre. Il direttore di gara Marconi decide di catechizzare Torresan e Chechin, qualche contrasto di troppo, eccolo qui, lo vediamo grazie alla regia di Andrea Di Giambattista. Gioco duro ma corretto ci deve essere in campo secondo i due direttori di gara. In avanti la Mestre Fenice pericolosamente dalle parti di Rigo, eccolo qui Omrane viene contrastato da Torresan, Chechin non si fida di Ballerini, quindi si gira, qui c'è un contrasto dove Torresan alla peggio, ma per gli arbitri invece il fallo è a favore del Mestre Fenice, eccolo qui, contrasto. La scelta probabilmente dettata dal primo contrasto dove Chechin aveva probabilmente subito il fallo. Avanti Mestre Fenice, attenzione, grandissima parata colossale da parte di Rigo, Cannavina sulla sinistra, poi Chechin gioca la palla ma Rigo ci mette del suo, nel frattempo ancora bagarra, vediamo Omrane, gran botta, mette tutti d'accordo il numero 7 del Mestre Fenice
lodando quelle che sono state le sue qualità assolutamente. Poi Omrane ha deciso di alzare il livello, nulla da fare per l'estremo difensore della Marca Futsal, che si sta comportando in maniera egregia. 4-1 il punteggio sui nostri teleschermi, siamo a 9:50, quasi 10 minuti, c'è ancora una buona abbondanza di tempo, vediamo che cosa succederà. Si fa avanti la Marca con De Faveri, la palla però è troppo lunga per Facchin. Vediamo quali saranno le contromisure di Mister Semin, che passeggia sulla sua area tecnica. Guarda invece il cronometro Mister Campaniera, la sua squadra sta giocando davvero bene contro un avversario di livello, i biancazzurri di Montebelluna. Grande concentrazione sugli spalti, dove amici, parenti, genitori e anche morose stanno assolutamente assistendo a una gran partita, questa finale Under 15. Palla su Chechin, si gira, si supera Rigo e riparte la Marca con Panton, è entrato, che contrasta a Cannavina. Granzo alla ricerca di Cannavina, la palla però è troppo lunga. Qui la gran botta, la rivediamo, dove Rigo ha messo tutto quello che poteva. Eccola la mossa di Mister Selimi, si chiama quinto uomo o portiere di movimento ed è sulle spalle di De Faveri, che ora si sistema tra i pali. Vediamo un po' come cambieranno anche gli equilibri all'interno di questa partita con il quinto uomo. Il cambio è stato fatto, però il corner è a favore del Mestre Fenice. Vediamo, riparte la Marca che attende il portiere di movimento, rimane però in posizione di pressing il Mestre Fenice, che quindi non dà adito alla possibilità di mettere in atto il portiere di movimento. Omrane che apre su Omrane sul lato. Omrane cerca di metterla in mezzo, incespita sul pallone, quindi si può ripartire con il portiere di movimento, ma gioca molto alto il Mestre Fenice. Vediamo un po' qui, la palla viene anticipata da Chechin, che tira fuori misura, troppo la foga del numero 8. La palla esce, come vediamo dal replay. Parte ora il quinto uomo della Marca dai piedi di Olivotto. De Faveri, Torresan, il portiere di movimento scelto da Mister Selim. Torresan, molto alto questo portiere di movimento, il Mestre non si abbassa, anzi cerca di alzare il livello. Vediamo un po'. De Faveri, Olivotto, poco lo spazio di manovra per la formazione biancazzurra, ma passa la palla. Ora vediamo, c'è una grande botta di Chechin, ci mette la testa Olivotto, come un gol questo colpo di testa del numero 10 della Marca Futsal. Corner per il Mestre Fenice. Chechin viene contrastato da Facchin, la palla viene messa in rimessa laterale ed è a favore del Mestre Fenice. Granzo che apre su Omrane viene contrastato da Olivotto, la palla ritorna a Chechin. Granzo nuovamente che si accentra, ma Facchin lo contrasta, recupera anche la palla, c'è la rimessa laterale e la recupera Facchin, quindi la rimessa laterale è a favore della Marca, che metterà in atto nuovamente il portiere di movimento. Siamo molto alti, c'è da dire inoltre che lo spazio è davvero tanto, questo bellissimo 40-20 della Belbote Arena che ci ospita. Palla in mezzo, salva tutto Cannavina, quindi riparte il portiere di movimento della Marca. 14 sono i minuti sui vostri teleschermi, la palla viene messa. Attenzione,
messi in mezzo, viene recuperato da Ballerini, c'è il drop del numero 1 del Mestre Fenice, la palla però esce. De Faveri, Olivotto, De Faveri si accentra, gioca su Torresan, è entrato anche Cesco e Carlesso. Olivotto, De Faveri, Olivotto, Torresan su Cesco viene contrastato da Granzo, la palla rimane in campo con Torresan, viene Ballerini ha la palla della possibile ripartenza e del drop, ma decide di ripartire con Granzo e poi Cannavina. De Faveri lo blocca, la rimessa laterale è per il Mestre Fenice. Cannavina, Chechin, Granzo che viene bloccato da Cesco, riparte quindi la marca, si srotola la formazione di mister Semin. Torresan, Olivotto che apre su De Faveri, viene contrastato da Granzo, poi c'è un altro contrasto con Omarane e guadagna una rimessa laterale o un corner. Si tratta di un corner per la marca che apre nuovamente su Olivotto. De Faveri, Torresan, Olivotto, Torresan, ecco l'apertura ed ecco la possibilità del gol che arriva di Cesco al minuto 16. Si tratta del 4-2 con Cesco, grande passaggio di Carlesso, Cesco sul lato distante, non può nulla, Ballerini fa quello che può, la palla passa alle spalle di Chechin ed eccolo qua il secondo gol della marca che riapre la partita. Siamo al minuto 17, viene chiamato un minuto di time out immediatamente e ci prendiamo 30 secondi per rifiatare per il grande finale di questa partita che il Mestre Fenice sta vincendo, ma c'è ancora molto da giocare. La marca dopo il time out, mister Campagnari invece finisce ora di catechizzare i suoi, un bel colpo che riapre la partita, quello della squadra di Montebelluna che accorcia le distanze, sono i 2 gol da recuperare, tempo ce n'è parecchio, la partita si fa assolutamente infuocata, vediamo cosa succede. Carlesso, palla fuori, De Faveri non ci arriva, si riparte dalla rimessa laterale di Chechin che va alla ricerca di Omrane, dietro di lui Cannavina, Omrane però non lo vede, quindi si riparte con Olivotto. Olivotto aspetta che Torresan si sistemi dall'altra parte del campo e si riparte con il portiere di movimento, il quinto uomo che crea superiorità numerica. Qui gran botta, attenzione, la doppietta di Cesco, minuto 18 e 41, Olivotto, un'intuizione pazzesca, una grande idea di strategia, la palla arriva sul secondo palo dove c'è Cesco che mette a segno la terza rete per il Marca Futsal, partita totalmente riaperta. Gara rovente questa qui tra Mestre Fenice e Marca, c'è ancora tutto da giocare, rimane in campo il portiere di movimento, ora il Mestre Fenice sembra aver accusato il colpo, vediamo cosa succederà, chiama a calma mister Selini, non vuole troppa foga, ma vediamo un po' cosa succede. Qui c'è un contrasto dove Cesco si mette in mezzo sul drop di Ballerini, fa quello che può il numero 13 dopo la doppietta, Ballerini ha quasi a colpo sicuro, c'è il cartellino giallo da parte del signor Marconi di Verona, assolutamente esatto.
ancora quasi 6 minuti da giocare su questo secondo tempo. Vediamo Omarane riceve palla, lo controlla a vista Olivotto, ci mette la schiena Olivotto, è una nuova rimessa per il Mestre Fenice che sembra aver accusato il colpo, ma sappiamo bene che le squadre di alto livello come possono essere Fenice e Marca hanno assolutamente tutte le soluzioni a queste gare. Apre la palla De Faveri, Granzo riceve palla, c'è il fallo fischiato fuori del Mestre Fenice dove De Faveri, no scusate, dove Carlesso ci mette, cerca di contrastare e Granzo che era quasi a botta sicura, viene rimesso in campo anche Rigo. 20 e 30 sul nostro orologio di campo. Ci sarà sicuramente un recupero dei 2 minuti di time out più qualcos'altro da parte del direttore di gara. Nel frattempo il quarto fallo sul tabellone è quello del Marca Futsal. Omrane cerca la palla di Chechin, ma la palla è già uscita, quindi nuovo portiere di movimento per la Marca Futsal. Vediamo un po', riparte la squadra biancazzurra che cerca Torresan. Ora c'è un contrasto con Granzo e Cesco, la palla esce, messa in rimessa laterale da Cesco. Eccolo qui la risposta di mister Campaniera, dove c'è il cambio, è rientrato Chiapolin, l'autore del primo gol. Omrane si gira, tira ma ci mette il corpo Olivotto, la rimessa è nuovamente per il Mestre Fenice in avanti che cerca di far passare un po' il tempo. Qui gran botta, la palla esce di poco di Omrane, bella l'occasione del capitano numero 7 in maglia rosanero, la palla esce, capovolgimento di fronte con Ballerini che cerca di nuovo Omrane, viene abbracciato amichevolmente da Olivotto, quindi riparte la Marca, ma è un nuovo contropiede di Chechin. Qui c'è un contrasto tra Chechin e De Faveri, ora Omrane che viene contrastato da Carlesso, si agitano gli spettatori sugli spalti perché vedono questi contrasti anche animati. È assolutamente emozionante commentare una partita di questo genere e di questo livello. Riparte la Marca con il portiere di movimento, 22-27 sui tabellino del vostro teleschermo. Qui cerca nuovamente Torresan, si abbassa Ballerini sulla destra ma con la manona sinistra salva un gol che poteva essere già fatto. Là è un calcio d'angolo invece per la Marca, partita che si è totalmente riaperta. Torresan, Olivotto, De Faveri, Cesco che si porta a casa un altro corner, attenzione per terra Omrane, c'è probabilmente ci sono dei crampi per il numero 7 del Mestre Fenice. Rumoreggia il pubblico di fede biancazzurra, sembra quasi un pensiero legato al calcio, probabilmente è oggettivamente stanco Omrane, ha giocato tutta la partita e quindi assolutamente. Marca di nuovo alla ricerca del pareggio, Torresan, Olivotto, grandissima partita la sua, davvero grande la partita del numero 10 di Montebelluna. De Faveri, Cesco viene contrastato da Granzo, la rimessa è dal fondo, Ballerini. Attenzione, Marconi indica invece il corner, quindi c'è un po' di trambusto. Secondo ferro è corner, quindi sarà corner Marca. Olivotto, Torresan, De Faveri, Cesco. Qui gran botta di Olivotto, ci mette la schiena Omrane, siamo a 24 e 20. Torresan, Carlesso, Ballerini gioca su Chiapolin viene contrastato da Carlesso, la rimessa è a favore del Marca.
marca di Montebelluna, Olivotto, De Faveri, Olivotto, Torresan si accentra, viene però bloccato, qui attenzione, la palla recuperata dal Mestre Fenice, esce però, vengono chiamati solamente 2 minuti di recupero e sono i minuti che separano la marca da un pareggio e qualcosa di più probabilmente e dalla vittoria del Mestre Fenice, che potrebbe portare in bacheca un altro titolo dopo la vittoria del campionato di Serie C2 e le fasi finali nazionali della prima squadra. Ci sono ancora però 2 minuti da giocare e sono sui piedi della marca futsal Olivotto, De Faveri, Cesco, De Faveri, Torresan, qui gran botta di Torresan, Chiapolina ci mette il viso, gran passaggio, recupera Torresan, vediamo un po' Carlesso, salva tutto la retroguardia del Mestre Fenice, è un nuovo calcio d'angolo a favore della marca. Palla in mezzo, succede un po' di tutto, Carlesso non riesce a fare qualcosa sulla palla lasciata da Ballerini. De Faveri, recuperata da Torresan, quindi è il Mestre Fenice che crea un vantaggio con la rimessa laterale, Chechin, Omrane, i due non si capiscono, la rimessa è nuovamente sui piedi della marca, Olivotto, gioco di prestigio, viene messo giù, non viene fischiato il fallo, viene lasciato proseguire Carlesso, nuovamente Olivotto che apre, la palla arriva su Cesco, Torresan adesso, Torresan che apre, viene bloccato da Granzo, provvidenziale l'intervento, siamo a 26,50, quindi gran palla di Olivotto e nuovamente Granzo, tira avanti la marca per questi ultimi scampoli di partita, scocca adesso il 27esimo, qui gran botta di Torresan, forse l'ultima della partita e eccolo qua, il triplice fischio finale. Cari signori telespettatori di questa finale Under 15, la vittoria è del Mestre Fenice che 4-3 supera i bravissimi atleti di mister Selimi Semin della marca futsal, è una grande vittoria quella del Mestre Fenice, sulla carta probabilmente scontata, non del tutto sul campo, lo aveva preannunciato anche il Guru Landi fuori dal palazzetto. Una bella vittoria del Mestre Fenice che va a segno con Chiapolina e Cannavina nel primo tempo, Chiapolina nuovamente e Omrane nel secondo tempo. Tanti complimenti però alla marca futsal che con Torresan nel primo tempo e poi con una doppietta di Cesco a riaprire le sorti dell'incontro ha assolutamente dato vita a una finale davvero emozionante. Purtroppo lo sport, soprattutto quello che prevede le finali, vede da una parte chi gioisce, dall'altra chi avrebbe voluto gioire ma non ha potuto. Ma in questo fischio del signor Marconi un applauso a entrambe le squadre. I due sodalisti si salutano, una grande partita davvero da parte di entrambe le squadre, ha avuto la meglio la Mestre Fenice e i complimenti sono anche per tutto il sodalizio di Montebelluna, c'è in piedi tutto il pubblico di Fede Montelliana e dall'altra parte anche gli applausi del Mestre Fenice con lo sportivissimo pubblico a favore della marca e gli applausi maggiori diventano però per i beniamini in maglia rosa-nero. Vince quindi il titolo regionale Under 15 di calcio a 5 il Mestre Fenice di mister Davide Campagner. Siamo pronti per le premiazioni, vediamo Michele Giambattista, responsabile del calcio a 5 Veneto della FIGC e non solo, viene preparata tutta il cerimoniale, l'istituzionale per premiare quelle che sono le due squadre, ci saranno le medaglie, ci sarà anche una bella coppa per i vincitori
continuano tra l'altro gli applausi a favore di entrambe le squadre. Vediamo anche un po' di raccontarvi quello che succede. Alla destra c'è il tuffo sotto la curva da parte della squadra in rosa-nero, a sinistra un bel cerchio di mister Selim e l'applauso al pubblico da parte della squadra della Marca Futsal Montebelluna. Davvero momenti emozionanti di quello che solo probabilmente il futsal giovanile sa dare. Ci avviciniamo anche tra qualche settimana a quello che sarà il torneo delle regioni e sono interessanti gli auspici per fare assolutamente bella figura in Emilia Romagna. Tutto pronto per le premiazioni, viene preparato il palco, ci prendiamo un solo minuto per poi probabilmente commentare anche le premiazioni. Eccoci qui, pronti per le premiazioni delle due squadre. Alla destra dei vostri teleschermi la tanto agoniata coppa che verrà consegnata ai vincitori. Tutto pronto anche però per la premiazione dei cosiddetti vinti. Una grande partita, quella della Marca Futsal, che ha giocato assolutamente in maniera importante e ha trovato sulla sua strada una squadra veramente decisiva come il Mestre Fenice. La partita si era però poi riaperta grazie al portiere di movimento, ottima l'intuizione di mister Selim con il doppio recupero da parte di Cesco. Pende quindi verso Mestre quello che è il titolo regionale Under 15 dopo una fase elite di assoluto pareggio con la vittoria in casa del Mestre Fenice e in casa della Marca di Montebelluna. Le due squadre arrivate alla finale con la vittoria del Mestre Fenice per 4-1 sul Bisuola e del Marca Futsal Montebelluna per 8-2 sull'Atletico Vicentino. Già pronta la formazione del Mestre Fenice per quello che è il paseo d'onore a favore della squadra seconda classificata. Andiamo quindi a leggere questi ragazzi che comunque sono guadagnati, hanno disputato una bellissima finale. Libralato Sebastiano, Carlesso Lorenzo, Torresan Mattia, Rebellato Nicolò, De Faveri Sebastiano, Pantò Lorenzo, Semenzin Jacopo, Facchin Ludovico, Olivotto Tommaso, Sciami Samuel, Rigo Chris e Cesco Giacomo. I dirigenti Bosello Diego e la massaggiatrice Oltramaela e il mister è Selimi Semin. Tutto pronto per la premiazione delle due squadre. Ci sarà innanzitutto il riconoscimento per l'ottima direzione di gara da parte dei due fischietti di Verona, il signor Pietro Ferro e Stefano Marconi, che ricevono l'onorificenza per aver arbitrato questa magnifica finale. Michele Giambattista posa quei due fischietti, due arbitri giovani che hanno già calcato palcoscenici importanti e anche l'auspicio per un calcio a 5 di alto livello, perché se non abbiamo i fischietti che possono dare una mano alla crescita di questo futsal, probabilmente non ci sarebbe il futsal stesso, non ci sarebbero le nostre squadre. Quindi grossi complimenti anche a tutto il lavoro che sta cercando di fare l'AIE in questo momento. Eccolo qua il tunnel e gli applausi per la Marca Futsal, a cui assolutamente ci aggiungiamo. Si parte da Faveri a finire con la massaggiatrice Poltran. Davvero complimenti alla squadra bianca-azzurra che ha assolutamente meritato la finale. Tra l'altro in tribuna anche mister Gigi Regoldi della prima squadra, chissà se ha avuto qualche vista per i prossimi tempi per le squadre senior.
In tribuna anche abbiamo avuto l'onore di ospitare mister Luca Castagna dell'Olimpia Verona, una gradita presenza per lui qui alla Belbotea Arena. Proseguono le premiazioni dei ragazzi della Marca Under 15, un po' sconsolati, ci hanno creduto, erano arrivati veramente a pochi centimetri da un insperato pareggio. C'è però da assolutamente alzare quelli che sono gli applausi, c'è tutta la Belbotea Arena, sia di sponda Marca ma anche di sponda Mestre Fenice, che con il suo pubblico assolutamente sportivo ha dato atto della forza dell'avversario che è arrivato a giocarsi questa finale. Eccola qui, viene preparata dal responsabile del calcio a 5 della FIGC Veneto, Michele Giambattista, la targa del secondo classificato, che deve essere anche uno sprono per la squadra, per cercare di fare qualcosa di più l'anno prossimo, per salire quelli che sono gli scalini a favore del successo. Però veramente un grande risultato per la Marca, che arriva a questa finale dopo un ottimo campionato, un terzo posto molto molto interessante e una gran semifinale. Eccola qui, la targa viene data a De Faveri, che la ritira a favore di tutta la squadra. Davvero tanti complimenti. Vediamo ora, probabilmente verrà assolutamente reso quello che è la passerella, il passeo d'onore a favore del Mestre Fenice. Andiamo quindi a vederli, quelli che sono questi ragazzi che hanno conquistato la vittoria. Ballerini Riccardo, Iannino Filippo, Granzo Stefano, Sbrogio Manuel, Fattore Davide, Chiapolin Luca, Omran Ismaele, Chechin Tommaso, Cannavina Pietro, Corbetta Gioele, Daddio Gianluca, Ceolin Nicolò. I dirigenti Bellio Caterina e Cancelliere Maurizio. Il guru in seconda oggi Gabriele Gablandi, e assieme a tutta la dirigenza e l'artefice di questo grande risultato mister Davide Campagner. Voi non potete vederli, ma sono già pronti i ragazzi della Fenice, proprio sulla loro postazione, aspettano la tanto voluta coppa, tanto ben conquistata contro un avversario di assoluto valore come la Marca di Montebelluna. Molti di questi ragazzi pronti anche in linea di partenza per quello che sarà la rappresentativa e il torneo delle regioni in Emilia Romagna, dove tante sono le belle speranze per questa spedizione veneta che tanto ci fa emozionare con il calcio a 5 giovanile, capitanata da Michele Di Giambattista e da tutto il suo magnifico staff. Vediamo anche Laerte, vediamo anche Alessandro, Tiago. Ecco qui le ultime premiazioni. L'ultimo è Omran, il capitano, vero trascinatore di questo gruppo pazzesco, assieme a Chechin e a tutti i vari ragazzi che hanno accompagnato la squadra a un importante successo come quello di questa finale Under 15. La guarda Omran e la coppa, vorrebbe prenderla, ma probabilmente vediamo Michele Di Giambattista assolutamente pronto a consegnargliela. Vediamo il tabellone, winner, pronto Omran, eccolo come se segnasse un gol, e alza la coppa per il Mestre Fenice. Complimenti a questa società che investe nei giovani, a questa squadra che ha voluto e ha portato a casa la vittoria del titolo regionale Under 15. Eccola la coppa che viene portata in tripudio
al pubblico che tanto ha applaudito questi ragazzi durante tutto l'anno, durante le semifinali e durante anche quella che è stata questa ultima finale. Davvero una partita bella, ben giocata, grandi gol e una vittoria assolutamente voluta dalla truppa di mister Campagner. E eccola qui, tutta la gioia di questi giovani ragazzi che con la loro innocenza dei 15 anni fanno cose grandi e fanno divertire se stessi e tutto il pubblico. Inizieranno ora le foto di rito e con queste foto di rito il vostro Giulione vi saluta. Un saluto anche a Stefano Testoni che mi ha permesso di essere qui a commentare questa magnifica finale. La regia di Andrea Di Giambattista, Futsal Veneto TV, la pagina YouTube è quella di LND Veneto in collaborazione con Rob Lotz, Belbotea Arena di Tombolo. Complimenti alla maestra Fenice, un grande applauso anche alla Marca Futsal. Alla prossima.